steddos de quedu batin de luge sun pro te mia da e sparge su velu esto tu procus alture si intende esa festa de su solo esas campanas pastores que andan in kirka de alegría anden de esa gruta sun cosas bellas baianas junto tu sapizzinia rosa di Nadale un saludo de esas pascas cumplidas e prodotto su mundo s'apague chi passe dentro e su coro rosa di Nadale totus as sufferencias finidas e chi zire da tundu cusa manutentas a die de oro candida sa cometa più smanna quasi da coa traslada e sonana sarla un'edda se cannas limpida che pesada Benzan sardenias de baguette bonidade tenores que cantan un paresa niña intendan in coro pro sentimento e piedade viva sa buona armonia rosa di Nadale con salud esas pascas cumplidas e pronto tu su mundo s'apague chi passa dentro e su goro rosa di Nadale totus as sufferencias finidas e chi zire da tundu con sa manutentas a die de oro custa prototus la querimus dedicare finas a quien mancantes a terra nadia costura vale bene lupo tan passare torre custa terra mia Rosa di Nadale, un saludo de esas pascas cumplidas, e prodotto su mundo s'apague chi passa dentro e su coro. Rosa di Nadale, totus as sufferencias finidas, e chi zire da tundu cusa manutentas a die de oro. rosa di Nadale un saludo esas pascas cumplidas e prodotto su mundo s'apague chi passe intro e su coro Buonasera a tutti e ben trovati. Ololai ancora una volta accende la magia del Natale.
e questo evento vuole essere un regalo di buon Natale per tutte le persone che sono qua a Ollolai in questa serata e tutte le persone che ci stanno guardando in diretta su Sardegna Live. I bambini ancora una volta protagonisti, i bambini che cantano, che ballano, i bambini che suonano, un ospite del tutto particolare che tra poco applaudiremo e ascolteremo. È il Natale con Giuliano Marongiu. Ben trovato anche a te. Grazie a tutti, bentrovati, ben trovato Roberto Tangiano. Ovviamente siamo dentro questa bella energia, la magia del Natale, ed è un Natale speciale per tutti, perché in fondo è la festa che torna dentro di noi che abitiamo i giardini dell'infanzia. In questa stagione dell'anno torniamo in qualche modo dentro a recuperare quelle emozioni che in fondo abbiamo solo messo da parte, ma che riaffiorano quando un bambino canta, quando un bambino balla, quando ci si ritrova insieme. Benvenuti a Ollolai, benvenuti a tutti. Vedo che ti sei portato dietro una schiera di bambini che ti hanno accompagnato in questa canzone che era l'apertura migliore. Loro arrivano da Tissi, dovete sapere che ritrovano quella passione nel canto e con loro poi diventa tutto magia. E l'applauso anche per chi li dirige, li accompagna e li segue. Laura Santucciu, ben trovata. Laura Santucciu, che adesso avrà il piacere subito di dirigere i primi due canti che loro ci proporranno uno dietro l'altro, e poi andremo con gli altri ospiti. Abbiamo anche una sorpresa che abbiamo preparato insieme per l'occasione. Quali sono i brani che avete deciso di cantare per noi? Forza Gesù e Una stella a Betlemme. Piccole note di Tissi. Applauso forte. Ogni sera quando prego nel lettino penso a quello che si vede da lassù, tutto il male che viviamo sulla terra, ogni lacrima che scende e sale su. Mi dici cosa mai può fare un piccolo? Come può contare piccolo com'è? Con l'amore penso si può fare tanto, per esempio consolare un po' Gesù. Forza Gesù, non ti preoccupare, se il mondo non è bello visto da lassù. Con il tuo amore si può sognare e avere un po' di paradiso qua giù. Avere un po' di paradiso anche qua giù. Avere un po' di paradiso. Quando dico la preghiera del mattino, prego per la sorellina ed il papà, per la mamma che mi sta vicino, mi sorride e mi dà gran felicità. Ma poi penso a tutti quei bambini che non sono fortunati come me. Senza amore si cresce con fatica. Che dolore tutto questo per Gesù. Forza Gesù, non ti preoccupare, se il mondo non è bello visto da lassù. Con il tuo amore si può sognare e avere un po' di paradiso qua giù. È importante la preghiera del bambino, è importante perché nel suo cuore ha
giù, avere un po' di paradiso, anche qua giù, avere un po' di paradiso, anche qua giù. Una stella c'è sulla mia città, nella notte scura la sua luce illumina il cielo, splende lassù tutto il cielo blu. A Betlemme sai, è già sera ormai, e se guardi il cielo, quella stella splende d'amore sempre di più, splende da lassù. Salam, oh mia città, salam la mia realtà, salam io ti amerò, salam ritornerò, sì Betlemme tornerò, la tua stella rivedrò, con la pace e l'armonia io ritorno a casa mia. Saluto te, abbraccio te, la mano nella tua sarà, fiori e farfalle in libertà, presto la terra mia rivedrà, la primavera tornerà, e un grande amore poi rinascerà, nel cuore mio, nel cuore tuo, amore che la pace a tutti quanti porterà. Fiori e farfalle in libertà, presto la terra mia rivedrà, la primavera tornerà, musica e fantasia ci sarà. Una stella c'è sopra tutti noi, e se guardo il cielo, la sua stella splende d'amore, anche qua giù tutto il cielo blu. Salam, oh mia città, salam la mia realtà, salam io ti amerò, salam io resterò, a Betlemme terra mia, con i canti e l'allegria, l'oleandro fiorirà e la pace tornerà. Saluto te, abbraccio te, la mano nella tua sarà, fiori, farfalle in libertà, presto la terra mia rivedrà, la primavera tornerà, e un grande amore poi rinascerà, nel cuore mio, nel cuore tuo, amore che la pace a tutti quanti porterà. Fiori e farfalle in libertà, presto la terra mia rivedrà, la primavera tornerà, musica e fantasia ci sarà, musica e fantasia ci sarà. Salam! Il coro Piccole Note di Tisi, avete visto quanto sono bravi questi bambini? L'applauso anche a Laura Santucciu che li ha diretti ancora una volta nel migliore dei modi. Mario, dove sei? Mario, vieni qua vicino a me. Piacere Roberto. Tu ti chiami Mario, arrivi da? Genova, Da Genova. no, Perfugas. Da Perfugas. Quanti anni hai Mario? 4. Ah, è anche una bella energia. Complimenti Laura. I bambini protagonisti di questo grande evento, il piccolo Mario tra poco canterà
Ancora una volta, Mario, dovete rimanere in nostra compagnia qua sul palco, non dovete scendere. Tu rimani con me, va bene? Anche perché adesso ti faccio sentire un'altra ragazza. Devi sapere che suona il pianoforte, lo vedi lì il pianoforte? È pronto per essere suonato. Adesso accenderemo questo strumento perché arriva lei da Talana, un paese dell'Ogliastra, questo paradiso da scoprire, e lei col suo pianoforte adesso ci immergerà in una musica che è la sua passione, perché lei si chiama Susanna Perino, ha 16 anni, studia al conservatorio e come te alimenta con la passione in musica. Bentrovata Susanna anche a te. So che non vuoi parlare e non vuoi dirci niente, l'applauso te l'abbiamo già fatto, puoi raggiungere il tuo pianoforte, il piccolo Mario è pronto per ascoltarti. Mario, vuoi presentare con me anche dopo? Sì! E allora facciamo così, mentre Susanna adesso si prepara, perché si deve concentrare, tu puoi chiedere a tutte le persone che sono qua un applauso, così poi facciamo un secondo di silenzio e Susanna ci farà sentire il brano che ci regalerà oggi. Quindi cosa chiediamo? Sì. Cosa? Eh, Un applauso. sì. No, devi dirlo tu però. Fateci un applauso. Fateci un applauso. Susanna Perino.
Susanna, vieni qua al centro. Ci hai regalato un'emozione bellissima perché, sai, quando la musica arriva da una sensibilità come la tua, che ti stai affacciando in questo mondo pieno di note e di emozioni, beh, diventa tutto più bello. Mi devi salutare Talana, che è una località che noi amiamo moltissimo, adesso ci stanno seguendo anche da lì, e tutti i sogni che avrai spero che ti vengano incontro per darti ragione, va bene? Un abbraccio forte, grazie davvero. Allora, c'è un leggio qua perché dovete sapere che è nata una canzone che stasera presentiamo per la prima volta qua a Ololai. L'hanno scritta due giovani che vorrei vicino a me. Una l'avete già applaudita e apprezzata, Laura Santucciu, e l'altro lo saluterete adesso, anche se lui è davvero una delle più belle voci, secondo me, che abbiamo in Sardegna, perché l'ho conosciuto che aveva la loro età, nel frattempo è cresciuto ed è diventato veramente un bravissimo interprete e ho scoperto anche un autore di talento. Fabrizio Sanna. Bentrovato Fabrizio. Sai cosa ti faccio fare stasera? Il direttore delle piccole note di Tissi, perché Laura adesso canterà con me questa canzone nella versione, diciamo, che abbiamo inciso proprio i giorni scorsi. Maria Luisa Congiu canta insieme a me e ai bambini di Tissi. In questa ci riappropriamo noi di questo duetto per poterla raccontare, questa emozione, anche qui a Ololai. Ci proviamo? È la primissima volta e non l'abbiamo nemmeno provata. Dateci coraggio e stateci vicini. La canzone si chiama Il Natale sei tu. Alberi né regali da scartare, anche se era il giorno di Natale. Tu non eri come me, che mi arrabbio a volte senza un perché. Un segreto io lo so mantenere. Tu avevi un superpotere che a nessuno hai mai fatto vedere. E se guardi con il cuore capirai che qua giù ci sono tante persone che non credono più. Basta un gesto, un sorriso per portarle più su e capire che in fondo il Natale sei tu. Ti prometto di restarti accanto e non lasciare i tuoi sogni in un cassetto. Sarai il regista di una splendida avventura, protagonista senza mai aver paura. Ti prometto che tutti i miei no saranno forza per il tuo domani, e i sorrisi che la vita ti farà saranno grandi e non ti accorgerai che con gioia e amore crescerai. E se guardi con il cuore capirai che qua giù ci sono tante persone che non credono più. Basta un gesto, un sorriso per portarle più su e capire che in fondo il Natale sei tu. Quando senti di essere solo, alza gli occhi fin lassù. Troverai la tua stella che nel buio
Aspetta, Mario, sai che non ti ho visto in quel momento inquadrato perché noi l'abbiamo improvvisata questa canzone, quindi aspetta. E capire che il mondo, il Natale sei tu. Come? Fondo. Ah? In fondo il Natale sei tu. Ah, aspetta. Però tu devi fare il finale, tu devi fare il Natale sei tu. No, 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 no. Il Natale sei tu. Non ti avevano inquadrato. Come si fa? Ha ragione Roberto, no? Va bene Mario. Allora noi ringraziamo moltissimo con un bel applauso Fabrizio Sanna, Laura Santucciu e il coro di Tissi, Le piccole note. Applauso forte, bravissimi, bravissimi. Ciao Mario. Roberto, vieni in soccorso, vieni, perché abbiamo altre pagine da sfogliare. Lo hai detto tu in apertura, no? Canti, balli, emozioni. Queste ti sono piaciute? Mi sono piaciute tanto e ti volevo fare una proposta, ma non possiamo chiudere poi la diretta di nuovo con questa canzone? Sì, sarebbe molto bello. Se voi volete, così... Anche perché era così bella che direi di... Allora, Santuccio, hai sentito? Facciamo il finale con questa canzone. Stiamo riscrivendo la scaletta in corsa. Va bene, va Direi bene. prima di tutto, prima di passare ai prossimi ospiti, di ringraziare e salutare ovviamente chi ci ospita in questa occasione, di ringraziare chi ci ha dato la possibilità poi di organizzare ancora una volta a Pizzinu Mitorro, quindi la Regione Sardegna, l'Assessorato del Turismo, l'Associazione Culturale Ollollai Capitale, la Proloco di Ollollai, il Comune di Ollollai e ovviamente tutte le persone che sono qua, perché devi sapere, come sai, che Ollollai è un paese che dalle sue associazioni ritrova una grande risorsa e il nome Apizzinnu Mitorro ci ricorda un suonatore storico di Ollollai che si è spento e ci ha lasciato qualche anno fa, si chiamava Ziuberto e quando lui suonava e si ritrovava con quell'organetto ogni tanto esclamava Apizzinnu Mitorro, perché quella musica gli dava la possibilità di tornare indietro nel tempo, di congelare quegli istanti e poi da lì Pierpaolo e Alessandro hanno deciso di dar vita a questo evento. Quindi è una bellissima citazione, un bel ricordo. Noi adesso torniamo indietro anche con i microfoni alle mie spalle. Stiamo prendendo qualche secondo prezioso perché sai come funziona, no? Quando noi che abbiamo fatto parte dei gruppi folk nella vita dobbiamo salire sul palco, ci aggiustiamo un attimino perché vogliamo essere perfetti, così come succede a loro. Intanto chiamerei colui che li accompagnerà. Un applauso per Filippo Sedda, un applauso forte. Così già si prepara, si organizza i suoni. Filippo, tutto a posto? Tu hai detto suonare suono, parlare non farci parlare. Come sono pieni di energia i piccoli ovodesi oggi? Penso io, va bene. Prego, intanto andiamo ad accompagnarli, quindi abbiamo già anticipato il momento che verrà. Roberto? Si parla sempre di tradizioni popolari della nostra Sardegna e loro sono l'esempio pratico di come la tradizione è in continua evoluzione e non vede come protagonisti solo i grandi, ma sono i bambini che alimentano il cuore di una comunità, che indossano quell'abito tradizionale e che quando ballano la magia di cui parlavo prima la creano ogni volta. Facciamoli entrare subito, hanno urgenza di darsi a voi. Mini Folk Oleri di Ovoda, applauso, eccoli qua. Una bella formazione, un'associazione più ampia che al suo interno ha voluto coltivare proprio l'amore per le tradizioni quando nascono, proprio sul fiorire di un'età che ovviamente cresce con questo talento e stasera ci regaleranno due momenti, il primo adesso e poi torneranno nella seconda parte del nostro incontro. Credo come da tradizione che apriremo con Suballu Tunduo Voddesu sicuramente, però li abbiamo qua in scena e farei loro un bel applauso, così insomma hanno modo di trovare la vostra energia. Venite qua che... Abbiamo anche una sorpresa, caro Giuliano, c'è il messaggio, lo spazio dediche adesso. Ah, ok, perfetto. Giusto, perché voi dovete salutare una persona. Chi la deve salutare? Tutte e tre insieme? Tutte e tre. Va, facciamo Dai, così. proviamo così? Noi dobbiamo salutare maestra Natalia. E quindi la dedichiamo a maestra Natalia questa prima parte? Va bene. E allora vi lasciamo in loro compagnia. Mini Folk Oleri di Ovoda, applauso!
Complimenti, complimenti. Io vi terrei sul palco con noi assolutamente, perché abbiamo una bella signora che viene a trovarci, credo che vi farà piacere accoglierla insieme a me. Intanto un applauso forte per il mini folk Oleri di Ovodda. Lei credo sia stata anche a Ovodda, perché ha girato un po' tutta la Sardegna, lei viaggia in lungo e in largo e arriva da là, quindi la vedrete arrivare prima che lei sia qua, è già passata in mezzo a voi, come diceva un panariello che le è stato pure amico. Che ne dite? C'è uno stacco, Daniele, che accoglie il suo ingresso, perché lei è una regina, quindi ricordiamoci che si è fatta pure la sigla per essere al massimo. Fermo Filippo adesso perché facciamo un'altra cosa e dopo balliamo dopo la signora che sta per entrare. Siete pronti? C'è lo stacco, Daniele? Fammi un segnale perché sennò poi si arrabbia con me. Ce l'abbiamo? Siamo pronti? Allora, signore e signori, la signora Desolina, applauso! Sono la vacca Desolina che fa la cacca ogni mattina. La fa di qua, la fa di là, la fa un po' su e la fa anche un po' giù. Tolon, 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 tolon. Applauso alla signora Desolina, forte, 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 forte. Ma mi è piaciuto troppo questo stacco. Venga, venga qua, perché quasi quasi sa cosa faccio? Le vengo incontro. Lei, povera signora, ha già il microfono acceso? Buonasera. Buonasera, poverina, è anziana. Venga, venga, venga. Sono tutta emozionata. Facciamole un bel applauso. Grazie. Aspetti, ho un'idea. Cosa è successo? Me la fa fare una Sì, cosa? però io prima vorrei far cantare tutta la gente con me. Sono la vacca Desolina che fa la cacca ogni mattina. La fa di qua, la fa di là, ne fa un po' su e ne fa molto anche giù. Tolò, 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 tolò. Grazie. Ma pensa. Sa che l'idea... Lei legge nel pensiero, lei è una sorta di taroccara, lei legge nei pensieri della gente. Un pochettino sì. Ecco, e che cosa legge nella mia mente? Sto leggendo che lei sta cercando una sedia. Vuole una sedia? No, lei sta pensando a una sedia, è vero o no? Per lei? Ci abbiamo una sedia per la signora Desolina, Ha quindi, visto? perché vede, io stavo pensando, adesso arriva anche la sedia. Ascolti una cosa, perché lei legge nel pensiero? Perché io stavo per dire, rimandiamo la sigla, lei ha letto nel mio pensiero e ha fatto la sigla. Ha visto? Ha visto? Ma era già stata a Olollai lei qualche volta? Guardi, mi era capitato un ragazzo di Ololai che mi voleva molestare una volta. Si dice corteggiare. No, lui mi voleva molestare, perché adesso si usa molestare. È un altro modo di Un'altra dire. volta non si diceva così molestare. Molestare non è vero, stavo scherzando. No, stava scherzando. Guardi, vado a portare io la sedia per la signora Desolina, perché voi sapete, lei è una signora, insomma... Guardi, sto rientrando, ero a Maggiogorja. Era Medjugorje? Stiamo sempre girando con queste mie amiche, andiamo a Maggiogorja, andiamo a Fatima, andiamo a Lourdes. A Fatima c'è Gianni Morandi che canta la canzone della Madonna, lo sapeva? No, e come fa questa canzone? La canzone della Madonna di Fatima. Fatima andare dalla mamma a prendere l'acqua. Non la sapeva? No, non la sapevo. Ascolti, venga un pochino davanti, se no mi tocca girare la faccia lì e la gente non mi vede in faccia. Ma mi faccio portare una sedia anch'io, stiamo Anche 2 lei, una minuti. sedia. Abbiamo un'altra sedia, lei sono organizzatissimi. Adesso arriva un'altra sedia, non l'avevamo previsto questo momento, ma starà per arrivare. Senta una cosa, signora Desolina, e con queste signore quindi partite? Siete tutte signorine, siete sposate? No, non sono signorine, siamo tutte vedove. Davvero? Siamo 500 vedove. Abbiamo fatto l'associazione Onlus e ci chiamiamo Sole 24 Ore. Le sole 24 ore. E come vi organizzate? Cosa fate quando... Ci organizziamo, andiamo con l'aereo.
La prima volta che sono andato in aereo una paura, perché avete seccate. Poi io sono andata in bagno, come ho calcato il bottone, si sente, mi stava succhiando giù. E perché l'aereo fa... Infatti non avevo lo stimolo, me l'ha fatto venire, me l'ha tirato via la cacca, una cosa incredibile. In quell'aereo, mamma mia. E andiamo, io lo so, vado per grazia ricevuta. Ah, è andata a chiedere la grazia? O chiedere la grazia. E l'ha ricevuta? Sì, E che grazia ha per ricevuto? mio marito, Ah, e che cosa ha chiesto per suo marito? che morisse prima e la Madonna mi ha fatto la grazia. Ma non è una bella richiesta questa. Però sa, era bravo, però mi rientrava sempre a casa ubriaco, c'aveva questo odore di uva passa. Solo che l'uva passa, ma lui non gli passava. Che Io cosa? coricata nel letto e lui si avvicinava e gli diceva, te canna su questa vulca. Una cosa incredibile. E allora, sa, col tempo, piano piano mi sono stancata. Non era possibile. E con queste mie amiche, le stavo dicendo, giriamo, siamo sponsorizzate. Ah, Ci sono gli agriturismi che ci sponsorizzano. e quindi voi fate lo sponsor per gli agriturismi? Sì, per questo sponsor parliamo male di un agriturismo. Ah, quello concorrente? Quello concorrente, quello invece che non ha corrente è a batterie. E c'è un modo per capire come parlate di quello che non vi piace? Sì, ci sono le canzoni. Ah, ne ascoltiamo una? Agrituristi non andate da pirodi, che vi danno da mangiare cose guaste. Ti disturbano nel sonno mentre dormi, con i cani che ti mordono abbaiando. Antipasti marinari di campagna, gallinelle di mangime semolose, coniglietti del mercato a poco prezzo, non ti danno cose buone e naturali, niente mirto, limoncello, fil di ferro, solo vino contraffatto comperato nel mercato, i ravioli sono vuoti, inaciditi molto molto, se ti danno maialetto non è sardo ma di orvieto, la salsiccia è di pavullo, la bistecca della mucca che impazzì, se vuoi fare le vacanze belle belle, non andate da Pirodi e boh! Applauso. Quindi da quel giorno Piroddi spacciato. Polpette, animelle, Ah, c'è un altro. fegatini di pollo, cordulelle d'agnello con i calamari, gamberetti, fagiolini alla pescatora, cozze a bocca aperta già cotte da ieri, zuppa gallurese, pane masticato da Giorgio. Dico Giorgio perché non ha finito i denti, mentre Giorgio ce li ha, cariati ma ce li ha. Chi ne vuole apra la bocca e lo dica, se non lo diamo tutto ai maiali o alle galline o ai cani e buh. Due canzoni, ben due sponsor. Sì. Il latte che bevi da noi è il latte delle vacche nostre, mangiamo le vacche dal vivo e il latte lo bevi in diretta. Pirodi gli aggiunge l'acquetta, lo bevi e ti canta la pancia e dopo ti scioglie la cacca perché non è latte di vacca. Il latte che ti dà Pirodi ti scioglie la cacca e trodi, insomma perché non lo reggi ti scappa la cacca e scorreggi. Povero Piroddi, povero Piroddi. Ma signora Desolina, poi lei ha ricevuto la grazia lì a Fatima e quindi suo marito è volato a miglior vita. Sì, è volato. E- Speriamo che non torni indietro. E so che avete anche avuto delle difficoltà per accompagnarlo, giusto, al creatore. Non me ne parli. Esatto, me ne parli Oggi lei. non fa neanche a morire più un seppellimento. Cioè, Quanto costa? quanto costa? Un carro funebre 35 euro a chilometro. Abitiamo 50 chilometri, te lo portiamo a piedi. No. Non è possibile. Una corona. 150 euro, poi non già muore scoronato. Non è possibile. È il caro vita.
caro Vita, una volta morire era facile, ma lei lo sa che mio bisnonno, non abbiamo speso una lira per seppellirlo. Cioè? Avevamo questa casa grande, il cortile, in fondo c'era il cesso. Ah, Stava piovendo un giorno, è andato lì piano piano, ha scivolato e è caduto dentro il buco. Si vedeva la mano così, e voi? era tutto pieno di cacca, chi lo toccava? Ma lei spero, insieme ai suoi parenti, l'abbiate tirato fuori? No, non aveva neanche capelli, a prendere per i capelli non faceva, non aveva capelli, gli abbiamo buttato un pugno di terra sopra, è sparito. E avete non abbiamo speso una lira. Povero nonno, povero... Guardi, non me ne perché un parli. tempo era così. Tornando a mio marito, che voleva essere cremato, la cremazione costava più di 500 euro. E l'abbiamo portato e l'hanno sbagliato, è uscito parzialmente cremato. Una cosa incredibile. Incredibile. Non fa. Ma lei che infanzia ha avuto? Tutto il seppellimento è venuto a costare la bellezza di 1.800 euro. Accidenti. Tutto il seppellimento, mettendo il morto noi, 1.800 euro. C'è la speculazione. Poi hanno sbagliato la bara, un disastro. Hanno portato questa bara grande. Lui era piccolino, l'abbiamo messo dentro questa bara, gli abbiamo messo anche un cuscino nei piedi per accozzarlo. Scendendo le scale si sentiva dentro la bara, pum, e sbatteva. Ogni piano sbatteva, 8 piani, 16 sbattute. Ma meglio a lui che a me. L'era di culo. Oioia, ma... Che tristezza. E sa com'era morto? Eh. Tornando da prendere il lumac. Cioè, ci racconti? E c'è chi muore andando e chi muore tornando. Lui era andato a prendere il lumac con questo amico, in campagna, si divertivano. Uno diceva, ho trovato 10 lumache con le corna fuori, sono tutto corrudas. E l'altro diceva, io ne ho trovato 3 facendo l'amore, e levagli le mutande. E così si divertivano. Nel più bello che stavano lumacheggiando, a un certo punto mio marito è andato a fare acque. Sa cos'è le acque? La pipì. A pisciare. Vabbè. Si dice acque per non dire pipì, piscio. Ah, ok, vabbè. E insomma, poverino, va lì a fare le sue acque. Nel più bello che stava acqueggiando, si sente un urlo. Oh, bravo, cade a terra, svenuto. L'amico va lì, cosa c'hai? Cosa c'è? Sto morendo. Ma cosa è successo? Sto morendo. Ma cosa è successo? Sto morendo. Ho capito, ma che cosa è successo? Mi ha morsicato una vipera. E dove? Lì. Lì dove? Là. E non si capiva né dove era lì né dove era là. Non si poteva muovere perché il veleno l'aveva avvelenato e continuava a dire lì, là. Poi alla fine si è capito. L'aveva morsicato proprio Lì. lì. Proprio lì. Lì, nel pisello. E il rimedio? E allora lui era svenuto e l'amico ha detto vado a chiamare il dottore. Il dottore era a 8 chilometri, erano in campagna. Allora comincia a correre nella campagna, correva, inciampava, cadeva per terra, si alzava, si puliva, continuava a correre. A un certo punto lo rincorrono 2 cani randaggi, lo rincorrono, allora scappa, c'era un cancello, sale sul cancello e quando era sul cancello non era già aperto. Almeno provalo prima. Allora corre, sta correndo, una rondinella nell'occhio, aveva tutto l'occhio rondinato. E correva, a un certo punto sente una voce lontana, Cappuccetto Rosso. Continua a correre e arriva in paese, l'ambulatorio così, pieno zecche. E dice, permesso, c'era uno, permesso la cipolla, fai la fila, sei appena arrivato. Ma c'è il mio amico che sta morendo, ma cari greppes, tu e su. Ma il mio amico, stai zitto, fa che si avvila. E fa la fila, poverino, aspettando. Poi entra dentro, tocca a lui. Dottore, venga, c'è il mio amico che sta male. Che cosa c'ha il suo amico? L'ha morsicato una vipera. E allora deve andare dove il suo amico e deve succhiare dove l'ha morsicato la vipera.
deve succhiare il veleno, succhia e sputta, capito? Deve succhiare e sputare, se no muore lì. Allora comincia a correre nuovamente nella campagna, corre. I cani non c'erano più, se li erano mangiati i cinesi. Continua a correre, meno male che il cancello era aperto. E arriva dove era mio marito che stava pigolando sempre più piano. Gli ha detto, come stai? Sto morendo. L'hai chiamato il dottore? L'ho chiamato, ha detto che devi morire. Un applauso forte alla signora Desolina. Mamma mia, quante ne ha viste lei? Quante ne ha viste? Ne ho visto crude e cotte. È vero. Una cosa incredibile. Lei è stata anche bambina? Sì, sono stata bambina, andavo all'asilo, la suora mi pizzicava. Cioè? La suora mi pizzicava. Perché? Perché dice che era una bambina cattiva. Non è vero, era brava. Io scappavo dall'asilo sempre. Mi trovavano sopra gli alberi. A fare? Così, a cantare con gli uccellini. Mi divertiva molto. E gli stavo dicendo, mi hanno detto, perché non si risposa? Certo. Io sono sposata già 2 volte. La seconda volta com'è andata? Allora, la seconda volta, lei si immagini che il primo matrimonio, quando era morto mio marito, durante il seppellimento mi sono sposata con l'altro marito. Durante il Così. seppellimento. Così c'era questo giovane che mi ha voluto... Cioè, durante il seppellimento lei si è sposata in quella precisa circostanza? Esatto, c'erano i fiori, c'era il prete, c'era la gente, c'era la macchina, io e mio marito davanti seduti guidando, il prete dietro, e non sapeva il prete se benedire o maledire. È stato un divertimento bellissimo, ci credo. Una cosa incredibile. Quello invece sa com'era morto? Stavamo guardando la televisione, Quark, Il mondo di Quark. il mondo di Quark, che c'era Piero e Angelo, padre e figlio. La buonanima. Buonanima. E stavamo guardando la televisione e si sentiva da lontano un temporale. Sa quando i tuoni si sentono da lontano? Provi a fare il tuono lì. Sta piovendo lì. Il tuono, gli chiamano in sardo tronusurdu. E diceva, ma cosa c'è? Temporale. A un certo punto scende un lampo, prende al televisore, slitta e prende a mio marito. Così. Meno male il televisore si è salvato. E suo marito però... Mio marito è morto. Meno male, se si sposta poco a poco avevamo perso il televisore. Meglio lui che al televisore. Va bene. Guarda, un divertimento da morire. Ci credo. Senta una cosa, signora Desolina, ha visto che abbiamo i bambini di Ovodda? Adesso fra poco ci fanno un secondo ballo, subito dopo di lei, Davvero? Poi ha visto chi c'è anche più tardi? Vede, so che lei non va molto d'accordo con lui, con quel signore là nel manifesto. Non lo conosco. No, lo conosce. Non Lei lo conosco. ne parla sempre un po' male di lui. Cosa vuole? Non siamo abituati noi. No, non siete abituati. Che? Deve aver vinto l'Argentina? Ha vinto l'Argentina? Ha vinto l'Argentina! Io lo sapevo già. Lo sapeva già. Io sono contenta perché ha vinto soprattutto per Messi. Perché poverino aveva vinto tutto quanto nel mondo, ma non aveva vinto un mondiale che giocava lui. E quindi è giusto così. Facciamo un applauso all'Argentina che ha vinto. Ecco. Noi adesso ci congediamo perché più tardi deve arrivare Benito Urgu e mi deve dire le cose. In che modo vuole congedarsi? A parte che le faccio rifare la sigla anche per l'uscita, quella bella con la musica. Cantiamo quella direttamente. Facciamo direttamente quella? Direttamente la sigla. Facciamo la sigla? Vai. Però mi permetta, signora Desolina, l'applauso di Ololai. E dica a Benito più tardi, se lo vede, che mi piace tanto quella canzone Cambale Twist, se ce la può cantare dopo. Va bene. Va bene? Sarà fatto. Andiamo con la sigla? E per i bambini di Ololai, pip! E pip! No.
sono la vacca tesolina che fa la cacca ogni mattina, la fa di qua, la fa di là, la fa Sulle mani! e la fa un po' giù, tolon, 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 tolon. Sono la vacca tesolina che fa la cacca ogni mattina, la fa di qua, la fa di là, la fa un po' su e ne fa tantan con pu. Talan, talon, talon, talon. Ciao bambini, ciao, ciao. E Ciao. insomma, la signora Tu sei il Desolina... più bello. No, sei bello anche Torniamo tu. sulla signora Desolina. Ciao. Ecco, che si sta, come si dice, accalappiando la simpatia dei bambini in prima fila. Va bene, allora, vi abbiamo tenuto sul palco perché questo intervento della signora Desolina ha spezzato un po' l'emozione che avete raccontato nella prima parte con una delle due danze che avete in programma per noi. Che cosa ci regalate adesso? Passo Torrao. Passu Torrau, ancora Filippo Sedda al comando dei suoni, applauso per il mini folk Oleri di Ovodda. Mini folk Oleri di Ovodda, più forte e più bello l'applauso, ovviamente. Filippo, grande, grande sempre, perché noi li abbiamo visti crescere, perché adesso cominciano ad avere un'età. Mini folk per differenziarli dagli altri, ma hanno già una bella età che consente loro di viaggiare per tutta l'isola. Il periodo della pandemia ci ha tenuto un po' a freno anche
nella possibilità di manifestarci, ma non negli entusiasmi che invece si sono conservati così come li abbiamo visti stasera, nel pieno della loro bellezza. Un applauso per il Mini Folklore di Ovodda. Li accompagniamo? Vai! Filippo Sedda, Mini Folklore di Ovodda. Vieni Roberto, vieni al centro. Ancora emozioni da Olollai? Ancora emozioni, e a proposito di Olollai, questa comunità che ci accoglie più volte nel corso di un anno, vogliamo rendere voce a chi ovviamente di questa comunità è il primo cittadino, quindi inviterei su questo palco il sindaco Francesco Colombo e anche il parroco della comunità di Olollai, Don Franco. Con un applauso possono raggiungerci qua al centro della nostra scena, a loro il nostro grazie. Salve, salve a tutti. Eccoci qua, venite al centro, bentrovati ad entrambi, sacerdote e sindaco, che portano ovviamente il saluto della comunità. Iniziamo col sindaco, poi sentiamo Don Franco. Prego, Francesco. Ecco, io saluto tutti, benvenuti, e volevo solo dire che la musica ci accompagna soprattutto in questo periodo, che è il periodo di Natale, cioè sono momenti in cui è imprescindibile appunto accompagnarci alla musica e stare insieme tutti quanti. Io volevo ringraziare innanzitutto, e volevo dire che volevo ringraziare Roberto e volevo ringraziare Giuliano, perché questi eventi si possono vivere grazie all'aiuto dei professionisti, perché loro sono due professionisti. Infatti chiederei un applauso anche a Roberto e a Giuliano. Grazie di cuore. Ringraziare tutti coloro i quali hanno dato modo di portare avanti questa manifestazione. Non è la prima che stiamo facendo, ma veramente è una gioia infinita vedere i bambini e vedere il carissimo amico Benito che è venuto a trovarci. Ecco, grazie a tutti. Don Franco, Grazie di cuore. invece a lei chiediamo un saluto e anche un augurio di Natale a tutte le persone che ci stanno guardando da casa. Molte volte la diretta dà la possibilità anche alle persone che non possono uscire, che vivono un momento di difficoltà, di seguirci, e quindi attraverso le sue parole un messaggio di amore, di speranza e di augurio. Buonasera a tutti quanti, alla nostra comunità, a tutti gli ospiti che a Pizzino Torro siete tornati, e pensavo a questa edizione dell'anno scorso, che eravamo ancora in pace ma tribolati dalla pandemia, e invece quest'anno abbiamo ancora questa guerra da diversi mesi. Allora il messaggio diventa un messaggio di pace e di augurio di un Santo Natale, perché possiamo ritornare, come dice il Vangelo, come bambini. Se non ritornerete come bambini, ecco, non entrerete nel regno dei cieli, non farete parte di me, ci dice il Signore. Allora, nel ringraziare tutti voi, l'organizzazione, i nostri bravi conduttori di questa serata, un saluto anche alla signora Desolina e a Benito Urgu, perché è simpatico, ecco, e poi al Mini Folk di Ovodda lo stesso, e a tutti quanti. L'augurio sia veramente di un Natale autentico, vero, che il Signore non trovi un presepio freddo, ma trovi la disponibilità di una culla che è il cuore di ciascuno di noi, capaci di accogliere chi ha bisogno. Natale è questo,
Natale è veramente farsi prossimo dell'altro. Se faremo questo saremo veramente cristiani, uomini e donne vere. E allora auguri di buon Natale, una buona serata e auguriamo ancora per tanti anni sempre nella pace. Grazie davvero al sindaco Francesco Columbu e grazie a Don Franco, grazie di cuore. Roberto, ci aspetta adesso un altro bel momento di questa serata, guardalo lì, guarda. Anzi vieni già qua, ti facciamo entrare con un bel applauso forte, vieni, non vede l'ora. Questo ti devo confessare che è un momento che mi emoziona tanto, perché conosco bene Giovanni, soprattutto conosco bene i suoi genitori, e quando vedo lui imbracciare questo organetto, lo vedo suonare con tanta passione, restituisce quella che è l'immagine del senso della vita, perché Carlo Boeddu ovviamente sposa la sua vita in musica, la mamma Barbara con le Nugoresa si alimenta la sua passione nelle tradizioni popolari, e Giovanni è quel bambino simpatico, rispettoso, che sa sempre porsi nel modo giusto, e poi quando suona è travolgente. Quindi Giovanni, grazie per essere qua questa sera. Un applauso forte. Noi sappiamo che ci tenevi veramente tanto a questa serata, a questo appuntamento, intanto perché ci sono tanti altri bambini. A chiamare te bambino è quasi un'offesa, perché cominci a essere un ragazzino, giusto? Eravamo bambini e stiamo crescendo. Da quanto tempo suoni l'organetto? Quando hai iniziato? A 4 anni. A 4 anni. Papà ovviamente è vicino, ti ha insegnato, ma io so che oggi non sei solo qua, perché ci sono anche due belle signorine, perché poi c'è anche questa associazione Tundu Suballu che mette insieme le persone e aiuta i piccoli e i più grandi a ballare la nostra danza tradizionale. Proviamo a chiamare le nostre amiche? Le conosci tu? Le vuoi presentare tu? Dai, vai. Benedetta e Beatrice. Beatrice e Benedetta, un applauso forte forte forte, venite, venite. Ma guardatele qua, questo sorriso acceso, meraviglioso. Allora adesso, mentre organizziamo affinché lui possa suonare per voi, mi volete dire qualcosa? Volete fare gli auguri a qualcuno? Tu sei delle due? Benedetta. E tu sei Beatrice. E quanti anni hai, Benedetta? 10. E tu, Beatrice? 9. 9. Volete fare un augurio, salutare qualcuno, dedicare a qualcuno la vostra danza? Benedetta, a chi la vuoi dedicare? A tutti. E tu, Beatrice? Io a mia mamma e mio babbo. Ma che meraviglia, un applauso forte forte forte. Allora, qui presumo vi dobbiate mettere leggermente a fianco rispetto a Giovanni. Penso sia tutto pronto, Roberto. Cosa dici? Li annunciamo e li lasciamo in compagnia dell'applauso e dell'attenzione di chi seguirà questo momento qua. L'applauso per Giovanni Boeddu.
Incredibile, bellissimo momento anche questo. Molto brave, molto brave e tu molto bravo. Sai cosa facciamo? Facciamo uno scherzetto, lui non se l'aspetta. Facciamo un applauso a Carlo Boedo, lo chiamiamo qua sul palco, un secondo. Vieni Carlo. Tanto prepariamo già per il momento successivo, che sarà un bel momento che ci abbraccia nel territorio, anche perché insomma questo signore è un signor musicista, gli facciamo un bel applauso, forte, forte, forte. Per oggi non parliamo di te, non parliamo di te, ma secondo te il ragazzino era emozionato prima di arrivare qua? Esta cara è sola, è emozionato. Este? Esta cara è sola. Quindi nessuna emozione. Più del babbo? Non lo so. Però questo continua a suonare? Sono più timido. Esta cara è sola. Un applauso forte a Giovanni Boedu, a Beatrice e a Benedetta. Davvero grazie di cuore. Facciamo una cosa, accompagniamo come abbiamo fatto con Ovoda l'uscita di queste due meravigliose bambine con te che le accompagni, va bene? Ci proviamo? Riaccendiamo i suoni. Giovanni, Beatrice e Benedetta. Nuoro. Bravo Giovanni, vieni qua, vieni qua. Adesso, a tuo babbo non l'ha mai fatto, Però noi, al mio 3, questo è un segreto che ti confido, sai come funziona nel mondo dello spettacolo? Quando fai l'inchino parte naturale l'applauso. Pronto? Allora, 1, 2, 3, vai giù. Ricordatelo sempre, è un segreto. Giovanni, grazie di cuore. Vieni Roberto, anche perché stiamo preparando il prossimo momento. Però c'è un altro protagonista di questo Appizzino Mitorro che è un pochino il deus ex machina di tutto l'evento. Lo vuoi chiamare tu, lo chiamo io? È un pizzino? No, è un bambino un po' grande. È un bambino un po' cresciuto. Temo, ma auspico che sia Pierpaolo Soro. Buonasera a tutti. Non vedeva l'ora di salire sul palco per salutare tutte le persone che sono qua presenti questa sera, ma anche chi ci sta guardando in diretta. Certo, buonasera. Ringrazio veramente tutti gli ospiti, ringrazio Benito per essere venuto a trovarci, veramente tanti ospiti, ringrazio voi due, ringraziamo il Comune, la Regione Autonoma della Sardegna che ci ha finanziato per fare questi eventi di Natale. Continuiamo con Augurio al Decoro, avremo Itazenda il 26, quindi una grande festa per Natale qui all'Ollai. La magia del Natale esplode all'Ollai, abbiamo visto come avete colorato la piazza quest'anno, davvero magica. Sì, abbiamo lavorato col centro commerciale naturale, abbiamo realizzato veramente a tutti i negozi, abbiamo allestito gli ingressi e abbiamo anche illuminato una bella piazza arredata. Vuoi fare gli auguri a tutte le persone che ci stanno guardando? Auguriamo a tutti passare un sereno Natale, a tutti i nostri immigrati che ci guardano tramite la diretta, auguri di Natale a tutti. Grazie a Pierpaolo Soro, sempre. E poi ci vediamo nel sottofinale perché loro avranno delle consegne da fare a tutti gli ospiti intervenuti, compreso quelli che andiamo a presentare adesso. Grazie Pierpaolo, anche perché Roberto, ho detto attingiamo dal territorio le risorse belle che stasera ci portano luce su questo palco. C'è un'altra comunità che si racconta attraverso la tradizione, la storia, la chiesa di San Nicola, i Boes e Merdules, che sono le maschere che rappresentano la Sardegna in tutto il mondo. Saffuente, quel piatto che da strumento di liturgia poi diventa strumento di accompagnamento del ballo, ma ci sono anche i bambini che ovviamente a Ottana cantano, che a Ottana scandiscono quelle che sono le melodie del Natale e non solo. Un'iniziativa di Don Franco Corrias, ex parroco di questa comunità. Loro si ritrovano insieme, un percorso che sposano da anni e si ritrovano anche in quella che è la galassia dell'Antoniano di Bologna e oggi noi li abbiamo qua. E allora
le accogliamo perché è una compagine tutta al femminile, coro Sant'Antonio di Ottana. Applauso forte. Eccole qui. Le abbiamo ascoltate durante le prove, prima dell'inizio della diretta, abbiamo visto la loro dolcezza, la loro eleganza, anche nella scelta del repertorio che la loro direttrice ovviamente ha voluto apportare per questa serata, alla quale fare un bellissimo applauso, forte, 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 forte. Che cosa avete scelto? So che avete 2 brani, uno dietro l'altro, li annunciamo insieme. Che cosa avete pensato di proporre per stasera? Questo pizzineggio e poi Maria Lischias e poi un brano in inglese. Allora facciamo intanto questi 2 brani, un applauso forte alle amiche di Ottana.
fiaschi su pizzino e sue ternure questo pizzino ier dormite e su mano Deus Maria schiaschi Ancora un momento meraviglioso, applauso a queste giovani interpreti di Ottana. Go sailing on the mountain, over the hill and everywhere. Go sailing on the mountain, that Jesus Christ is born. I'm so bold night and day, and He showed me the way. Go sailing on the mountain, over the hill and everywhere. Go sailing on the mountain, that Jesus Christ is born. Upon the city wall and I am the least of all. Go sailing on the mountain, over the hill and everywhere. Go sailing on the mountain, that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is Applauso meritatissimo, Rossana Pinna, un applauso forte per la direttrice di questo sodalizio, complimenti. Ottana oggi a noi che non conoscevamo questa realtà ha riservato una bella emozione, lo abbiamo detto prima, la delicatezza, l'eleganza nel porgere una voce è una parte di un repertorio non facile e questo lo abbiamo carpito tutti. Ancora un applauso per Ottana. Grazie di cuore. Roberto, devono succedere ancora 2 cose e poi il gran finale. La prossima è attesa perché segna un ritorno. È un ritorno di un altro giovane protagonista che sposa la sua vita in musica. Caro Giuliano, devi sapere che lo seguo attentamente perché i social poi ci restituiscono davvero tutto quello che anche lui fa. Era protagonista in un concerto che da poco si è tenuto in Ogliastra e anche lui con il suo organetto riesce a rilevare e soprattutto a trasferire delle belle emozioni. Arriva da Talana l'applauso per Federico Pirino. Ben trovato. Federico Pirino, allora facciamo una cosa, adesso noi ti prepariamo da sederti, amplifichiamo il suono, però anche tu vuoi dedicare questa sera un pensiero a un amico, tu hai un cuginetto credo, giusto? Come si chiama? Valentino? Valentino dov'è in questo momento?
A Bologna. Ci vede da lontano, quindi mi fa molto piacere. Ti puoi già accomodare. So che volevi fare una domanda anche sul suo percorso, perché insomma sta crescendo bene questo signorino. Federico, so che il tuo maestro è Carlo Boeddo. Che cosa vorresti dire a Carlo, visto che prima ti ha fatto i complimenti e ti ha incoraggiato per questa nuova suonata? Che cosa vorresti dirgli? Ringraziarlo per quello che ti trasmette? Grazie. Va bene anche un grazie in questo caso, quindi grazie a Carlo Boeddo da Federico Perino. Cosa ci fai ascoltare? Su Ballì. Ballito. Applauso per Federico. Federico Perino, Talana e soprattutto un futuro di tradizioni da inondare di note e di entusiasmo. Un applauso a un altro protagonista di Apizzino Mi Torro. Batti il 5.
Complimenti davvero. Tu invece devi salutare una persona per me. Sai che ho un'amica del cuore a Talana che si chiama Anna Fancello. Mi prometti che me la saluti? Ok? La conosci? Non la conosci, la conosci. Adesso ti ho beccato nell'emozione. Un applauso forte a Federico. Grazie, grazie di cuore. Roberto, un momento attesissimo, Un momento attesissimo, per lui più di 1000 parole vale un grazie. E questo grazie per tutto quello che ha fatto nel corso della sua vita lo possiamo fare con un applauso. Benito Urgu. Facciamo fare una foto col suo giovane fan che ha appena finito di suonare. Hai ragione, più di un grazie, perché a gente come Benito bisognerebbe riconoscere un premio ogni giorno, perché saper far ridere le persone, portare il sorriso, il buon umore, la bellezza della leggerezza nella vita di tutti. E questo signore, sono autorizzato a dirlo, ha 84 anni, è il numero 1 e lo sarà per sempre. Benito Urgu! Sì. E lascia servecche, picca su cadu, corre di cambiare, per twist ballare, bagadi su gambare, per ballare su twist. E lascia servecche, picca su cadu, corre di cambiare, per twist ballare, bagadi su gambare. Per ballare su twist Filumena la ervenita venile strita per ballare con te e lascia zerbecche picca su cadu corre di cambiare per twist ballare magari su gambale per ballare su twist. Filumena ya ervenita venile strita per ballare con te e lascia zerbecche picca su cadu corre di cambiare per twist ballare magari su gambale per ballare su twist magari su gambale per ballare su twist magari su gambale per ballare su twist. Grazie, grazie. Mi dai un po' di spie che non ci sono. Benito Urgu, applauso fortissimo per Benito. Grazie, grazie. Sì, prova. Senti sì. Benito, poi ti lascio il palco. Ti giri di spalle al pubblico un attimo, così, perché guarda, voglio fare una cosa con te. Portate sulle mani tutti quanti, tutti. Luci in sala, luci in sala. Questa va già bene, di luce. Aspetta, perché voglio una foto bellissima di te in diretta, perché Ololai merita questo ricordo. Sulle mani più forte, ecco così. Applauso per Benito Urgu. Benito, una sedia, ti diamo una sedia subito, te la porto io. Tu dici qualcosa di te. Allora, prego. La cosa più bella, quella che mi ha, diciamo, scolpito è questo titolo bellissimo, A Pizzin mi torro. Allora, voi sapete che anch'io sono stato bambino e quando abbiamo questi flash di ricordi, andiamo nel tempo quando non c'era nulla,
quando il niente era tanto. Alcuni di voi lo sanno. Quando sono da meta e Zuvagu avanzaiata. Io ricordo qualcosa della mia infanzia, la mia culla. Quando io ero bambino, piccolo, i miei genitori andavano a lavorare in campagna. Avevano emigrato da Bosa in Campidano. Allora le emigrazioni in Sardegna erano quelle, perché in Campidano c'era la riforma. E io nasco ad Oristano, in questa casa umile e umida. E cosa succedeva? Che mio padre e mia madre andavano a lavorare in campagna e a me chi mi guardava era una signora che abitava lì vicino e tutte le mattine veniva a vedermi. Cioè queste vocine che fanno per i bambini quando sono più... Che età potevo avere? E lui continuava a chiedermelo. Tutti parlavano così, io me li ricordo, parlavano tutto così. Dicevo, ma sono scemi questi qua. Una cosa incredibile. Ce n'era uno che mi faceva le boccacce, faceva... Ma questo era Macabelu. Non era matto. Una cosa incredibile. Oh, non era possibile. Veniva uno e mi diceva, e dov'è papà? Su corre savurca a essere una paeschina e mezza. Dov'è papà? Io non sapevo neanche parlare. Mi ricordo i pannolini di allora. Non c'erano i pannolini. Sasfascasa, le fasce. Ci fasciavano, sembravamo dei pacchi pronti per partire. Questi pacchi era un involucro, li facevi cacca e pipì tutto insieme e poi prendevano, cullavano e mischiavano piscio e merda. Oh, questa cacca che la do. E la cacca circolava dappertutto, nella schiena, nella pancia, nel collo, dove tutto poteva arrivare. Quando ti levavano il pannolino, sentivi una voce che diceva oggi la cacca l'ha fatta bella, e poi la merda este. L'altro giorno era verdastra e acida, si vede che l'assaggiavano. Non lo so, una cosa incredibile. E allora non c'erano le pomatine per levare gli arrossamenti. Oggi c'è la pasta fissa, non ci sono tante creme, allora c'era acqua fissa. Una massata e abba e ti lasciavano tutto il giorno col culetto per aria, aspettando che gli arrossamenti passassero. E c'era qualcuno che passando ti diceva e cos'è quella cosa che c'hai lì, eh? E cos'è? È un bidest, e cos'è? Quello che è. Un'altra voce, quando sei grande a chi la dai, a zia Mariuccia o a zia Pinuccia? C'era una fame in quel periodo, una cosa incredibile. Se la dai a zia Mariuccia te la taglio con le forbici in mano. Ma però siamo a Barra Sattara. Una cosa incredibile. Poi quando scendi dalla culla, che cominci a camminare, c'è un miracolo. Ogni cosa che toccavo si sentiva, non toccare, cacca. Io però manco toccavo, già diventava un merda questa cosa. Toccavi un'altra cosa, cacca. Boh. Toccavi la cacca e ti dicevano, merda. Questa non mi è piaciuta. Poi venivano quegli amici di famiglia che ti rincorrevano. Gente grande, una vergogna, avevo paura. Te l'hanno mai fatto a te? A voi ve l'hanno mai fatto? A me lo facevano sempre. Poi quella cosa più brutta che mi facevano era l'opalala. Facevano l'opalala a Sabufida. Avevamo il soffitto basso in casa. Io qui c'ho la marca del lampadario, se mi guardate qui. Come mi sbattevano a Sabufida. Non era possibile. Io mi ricordo l'ultimo opalalà che mi hanno fatto, stavano mangiando porcetto in terrazza. Uno con le mani unte di olio mi prende, slittato. Mi hanno trovato nel cortile vicino.
È bugia questa. Io mi ricordo, crescendo, la famiglia era povera, il bagno non avevamo la doccia, si faceva in un isterzo. Eravamo 5 figli e io ero l'ultimo a lavarmi, sempre con la stessa acqua io facevo i fanghi. E qui ci vuole l'applauso però per i fanghi, grazie. Le scarpe in quel periodo non ce n'erano, la marca era già uscita, Adidas Inforas. Qualcuno l'ha capita, qualcuno non l'ha capita. Vabbè. Allora, una barzelletta per i bambini, che cosa può essere? Voglio vedere se i bambini sono attenti adesso. Allora, c'è una gatta, bambini ascoltate la barzelletta per voi, c'è una gatta che è accomodata su una sedia, un altro gatto maschio si avvicina e lo saluta e saluta la gattina. Miau! Miau in gattesco vuol dire ciao. Miau! E il gatto, miau. Senti, domani sera ci vediamo? Il gatto alla gatta. E dove ci vediamo? Beh, ci vediamo qui su questa sedia. A che ora? Alle 8. Va bene. Miau, miau. E se ne vanno. L'indomani alle 8 la gatta era sulla sedia che aspettava e non arrivava. 8:30 e non arriva il gatto. Le 9 non arriva il gatto. Arriva alle 10. E lui come arriva dice miau. E lei miau una cipolla. Dov'eri fino adesso? Tra mecci. È finita, Allora qualcuno ai bambini glielo deve spiegare perché, vabbè, sono cose che succedono. Allora, tornando al discorso di quando io ero giovane, io ero scappato di casa all'età di 18 anni. Ero scappato di casa ed ero andato a lavorare in un circo. E con questo circo giravo tutta la Sardegna, ero venuto anche a Olollai. Giravo a Olollai, Bitti, Pattado, Orune, Orgosolo, in Campidano, giravo dappertutto. E la cosa più bella era sentire i vostri dialetti. Qualcosa mi è rimasto, non è che parlo proprio l'ollollese, però capisco tutto, capisco tutti i dialetti. E girando col circo che cosa facevo? Cantavo e facevo le imitazioni. A quei tempi, stiamo parlando fine anni 50, non c'era la televisione, o perlomeno stava per uscire. Il cinema nei paesi non c'era. Io facevo le imitazioni degli attori, imitavo Totò. È permesso? È permesso, si può entrare? Ma guardaci che roba! Io imitavo bene tutti gli attori. Quando facevo l'imitazione, che mi trovavo in un paese come può essere Olollai, Bitti, Patata, mi dicevano "a te canno sa cacare", perché non capivano, non conoscevano, perché non c'era la televisione. E allora cosa facevo? Mi mettevo a imitare gli animali. Ad esempio, imitavo l'anatra che chiama il maschio. Qua. Qua, qua. E il maschio si avvicina. Qua, qua. No, più in qua, 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 qua. No, ancora più in qua, 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 qua. Sì, qua, sì. E facevano l'amore. Facevo l'imitazione dell'asino e l'asino c'era una sorpresa, che se nei paraggi ci fosse stato un asino vicino al circo, rispondeva. Io facevo perché scorreggia anche l'asino. Mi ricordo una volta a Ardauli, eravamo in un campo, era pieno di asini.
A un certo punto faccio la voce dell'asino, hanno risposto tutti questi asini, lo spettacolo non è potuto andare più avanti. Ogni volta che si cercava di iniziare lo spettacolo se ne sentivano 2, 3 o 4 cantare. Se ne sentiva qualcuno lontano, ma questo pure ne rotto da soletto. Era una cosa bellissima. Poi imitavo il rospo. Il rospo, quando vede la femmina, è un po' timido. Rimanda tutto all'indomani. Crascia, crascia, crascia. Questa è brutta, però cioè, va, lo stesso. Il porcospino, quando sta facendo l'amore, si sente così. Saia, saia. Perché lei c'ha la fighina d'India. La farfalla invece, quando vede il maschio, gli dice: se vuoi farfallo. Questa l'ho inventata adesso, Grazie. Mi ricordo a quei tempi, quando si girava nei paesi, mi mandavano a fare le commissioni. E tu entravi in una bottega a comprare qualcosa, se non ce l'avevano ti dicevano non è passato il rappresentante, perché il rappresentante viene da fuori. A quei tempi il rappresentante era una figura bellissima, oggi non c'è più. Aveva una valigetta 24 ore, cravatta, occhi chiari, era alto, bellissimo. Solo che lui non arrivava nei paesi, appariva. Quindi tu andavi a comprare una cosa nelle botteghe e ti dicevano non è passato il rappresentante. E ci sono delle donne che discutono della loro sessualità. Una dice: io con mio marito siamo sposati da 1 anno e mezzo e facevamo l'amore un giorno sì, un giorno no. Siamo giovani. Un'altra: io invece con mio marito siamo sposati da 3 anni e facciamo l'amore ogni 4 giorni. L'altra: io invece con mio marito facciamo l'amore solo i giorni con la R. E cioè il lunedì lo facciamo, il lunedì non lo facciamo, il martedì lo facciamo, mercoledì lo rifacciamo, giovedì niente, venerdì lo rifacciamo, sabato niente, domenica di nuovo. L'altra: io sono 6 mesi che non ho avuto rapporti sessuali. Come mai? Non è passato il rappresentante. Grazie, grazie. Benito Urgu, bellissimo l'applauso. Ti porto via questa sedia. Sai cosa facciamo, Benito, per chiudere in bellezza? Volevo un po' d'acqua. Adesso mi date dell'acqua per Benito gentilmente al volo, ma facciamo entrare i bambini delle piccole note di Tissi che saranno al loro posto e sulla tua canzone loro faranno una coreografia. Ok. Va bene? Allora, vi canterò una canzone che si intitola Cuddu Cuddu. Ecco, aspetta che ti do l'acqua prima, così siamo tranquilli. Sì. Questa canzone io l'avevo proposta, mi senti? Prego. L'avevo proposta per un festival di Sanremo perché accettavano le canzoni in dialetto. Io ho mandato la canzone, non mi hanno risposto. Non mi hanno risposto. Mai, né sì né no. E questa era la canzone che lui ha presentato, adesso noi giudichiamo se si sono persi qualcosa oppure se ne potevano fare a meno. Vediamo? Secondo me ne hanno perso qualcosa. Allora bambini, Benito adesso canterà, voi potete fare dei movimenti, potete divertirvi. Va bene Mario? Tutti d'accordo? Benito Urgu, Kuddu Koddu. Volume. Lungo su corso, cotto cotto bascio, cotto con cotto, cotto cotto cotto, su cotto caddo, bascio se la cotto, chi è volta setta a cotta bendito su gatto, su gatto, su gatto, su gatto.
Lungo su corso, cotto bascio, cotto con cotto, su cotto canto, bascio se la cotto, chi è porta setta a conta vendito su gatto, su gatto, ehi su gatto, su gatto. Chi è che ne caddu, che si su sotto, poninde in motto goddu, braccio e mano, chi è che ne si cercaddu, a te la porta e te ne pago sotto per sugaddu. No petta che i gudai noi su volente, chi le seccaddu e picca su poleddu, se zio serio e muto, che accorda caddo e boh. Lungo su corso, cotto bascio, cotto con cotto, su cotto caddo, bascio se la cotto, chi è porta setta a cotta vendito su gatto, su gatto, ehi su gatto, su gatto. Prosoga! Cotto bascio, cotto con cotto, su cotto canto, bascio se la cotto, chi è porta setta a cotta vendito su gatto, ehi su gatto, su gatto. Chi è che recaddu, che si su sotto, poninde in motto goddu, braccio e mano, chi è che si cercaddu, a te la porta e te ne pago sotto per sugaddu. No petta che i gudai su volente, chi le seccaddu e picche su poleddu, se zio serio e muto, che accorda caddo e boh. Se zio serio e muto, che accorda caddo e boh. Se zio serio e muto, che accorda caddo e boh. Grazie. Benito Urgu. Il giudizio della canzone. Allora, se Sanremo ha sbagliato allora, applauso forte. Ha sbagliato. Non è che hanno sbagliato, erano gelosi. Erano gelosi. Ascolta Benito, ma hai visto che avevi un gruppo che ti ha fatto una coreografia, hanno ballato con te, se la sono tutta canticchiata anche loro? È incredibile. È incredibile. Guarda, oggi bambini ne nascono pochi, ma anche noi siamo evasi da un preservativo. Benito Urgu. Grazie davvero Benito. Perché escono dal preservativo? Però non lo possiamo ridire. Ve lo dico dopo nell'orecchio cosa mi ha detto. Hai mai visto che presentatore che abbiamo? Guarda, cioè lui è proprio professionale, essenziale, non invade, dice quello che serve e questo è molto importante. Complimenti. Roberto Tangiano, promozione sul campo questa, detta da Benito Grande. Ti ringraziamo moltissimo a nome di tutta l'Olai, di chi ci sta seguendo attraverso la diretta di Sardegna Live. Tu sai che oggi abbiamo la possibilità di dire buon Natale anche a quelli che sono lontani, ai sardi nel mondo. Se vuoi approfittarne, quella è la telecamera. Allora, io intanto tutti i giorni nel mio Facebook saluto tutti i sardi, mi chiamano e mi scrivono da tutte le parti del mondo, e a tutti quei sardi che sono lontani, ma vide a tornare a domo, possiamo rispettare. A pizzino mi torro quando io sa terra mia. Ciao.
Grazie. Benito Urgu, grazie di cuore, grazie davvero Benito. Così vedete anche la quantità dei capelli. Lo posso ridire? Questo ragazzo ha 84 anni. Grazie di tutto, grazie davvero. 12 gennaio 84. Quanto? Il 12 gennaio. 12 gennaio, quindi grande festa. 84, 12 gennaio. Te ne vuoi togliere uno ancora, eh? Vuoi stare negli 83, è giusto? Sì, Mancano... sì, certo. Grazie a Benito, Ciao, grazie di ciao cuore. bambini, ciao a tutti. Roberto, vieni. Allora, io voglio ringraziare l'ATM Service di Torre Mattana che ci ha dato luci e audio, ha amplificato le nostre emozioni. Voglio ringraziare tutto lo staff di Sardegna Live che ci ha permesso di trasferire queste emozioni anche lontano da qua, con un bel applauso. Grazie all'Associazione Culturale Ollolai Capitale che ha organizzato questo incontro, un regalo di Natale per tutti voi. Grazie a Giuliano Marongiu. A Roberto Tangiano. E ci lasciamo nel migliore dei modi, quella canzone che con questi bambini restituisce l'immagine del Natale, il senso della vita e apre davvero a un momento dell'anno che tutti aspettiamo con il cuore in mano. Grazie per averci seguito. Allora mi riprendo il mio piccolo leggio perché devo impararla ancora questa canzone, ma entro Natale prometto la saprò a memoria e la mia Laura la canterà ancora una volta con me. Applauso a Laura Santucciu e a Fabrizio Sanna alle piccole note di Tissi. Il Natale sei tu. Quando sei arrivato tu non c'erano luce, alberi né regali da scartare, anche se era il giorno di Natale. Tu non eri come me, che mi arrabbio a volte senza un perché. Un segreto io lo so mantenere. Tu avevi un superpotere che a nessuno hai mai fatto vedere. E se guardi con il cuore capirai che qua giù ci sono tante persone che non credono più. Basta un gesto, un sorriso per portarle più su e capire che in fondo il Natale sei tu. Ti prometto di restarti accanto e non lasciare i tuoi sogni in un cassetto. Sarai il regista di una splendida avventura, protagonista senza mai aver paura. Ti prometto che tutti i miei no saranno forza per il tuo domani e i sorrisi che la vita ti farà saranno grandi e non ti accorgerai che con gioia e amore crescerai. E se guardi con il cuore capirai che qua giù ci sono tante persone che non credono più. Basta un gesto, un sorriso per portarle più su e capire che in fondo il Natale sei tu. Quando senti di essere solo, alza gli occhi fin lassù. Troverai la tua stella che nel buio splenderà. E se guardi con il cuore capirai che qua giù
Vieni qua. Lo rivoglio fare come prima. Ditemi qual è la telecamera più bella che abbiamo, la più bella. Quella là, guarda là, Allora. Il Natale sei tu, vai. Il Natale sei tu. Buon Natale!